La Commissione Sanità del Parlamento regionale avrebbe dovuto ascoltare l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza e il comitato tecnico scientifico sul piano per affrontare la pandemia. Ma l'esponente della giunta Musumeci ha inviato una lettera alla Commissione dicendo che il comitato tecnico scientifico è un organo vincolato alla riservatezza e che dunque non può essere audito. Questo è il contenuto di una lettera inviata dall'assessore regionale alla salute Razza alla Presidente della Commissione Sanità Margherita La Roccaruvolo. La mia prima preoccupazione, dice la Roccaruvolo, esponente dell'UDC e dunque della maggioranza, è stato capire se davvero non possiamo udire il comitato tecnico scientifico. Il segretario generale Fabrizio Scimè prosegue, mi ha detto che è proprio nelle nostre prerogative. Apriti cielo, la notizia giunte ai parlamentari proprio alle battute iniziali della seduta, quando erano già collegati in videoconferenza il presidente dell'Ordine dei Medici, Toti Amato, e il numero 1 del Comitato Tecnico Scientifico, Salvatore Scondotto, che a quel punto sono stati invitati a rinviare il confronto. A Palazzo è scoppiato il caos, prima lo scontro, poi un duro botta e risposta fra deputati di maggioranza e opposizione e Razza. Infine una mediazione con la decisione di rinviare l'audizione alla prossima settimana. Il caos è stato anche rinfocolato dal PD e dal Movimento 5 Stelle, che così hanno iniziato a soffiare sul vento della protesta, ma non frenato da una maggioranza in forte imbarazzo per il gesto di Razza. L'audizione, d'altro canto, era stata chiesta proprio da un esponente della maggioranza, Marianna Coronia, e anche fra i deputati del centrodestra prevale adesso il disappunto. È arrivato poi l'intervento mediatore del presidente dell'ARS, Gianfranco Amici, che, dopo aver sentito Razza, ha fatto sapere alla Commissione che dal governo sarebbe arrivato il via libera perché 2 membri del Comitato Tecnico Scientifico potessero essere sentiti. L'intero Comitato Tecnico Scientifico, dice l'assessore Razza, non viene convocato in commissione parlamentare neppure dal Parlamento nazionale. Saranno comunque ascoltati dalla Commissione Salute all'ARS, sia il responsabile del CTS regionale sia altri rappresentanti. Nulla da nascondere, conclude Razza, anzi ricordo che a differenza del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, tutti gli atti del CTS siciliano sono sempre stati nella disponibilità di chiunque.